Giorno 98. Alla fine ieri sera al buio in mezzo a questo bosco abbiamo trovato proprio un piccolissimo angolino sconnesso con anche qualche rovo che abbiamo dovuto pulire, sassi da eliminare. È stato abbastanza complicato, ma alla fine ce l'abbiamo fatto e per le 11 eravamo finalmente nella tenda. Oggi ripartiamo, siamo già in cammino e siamo già sul cammino perché questo percorso nel bosco fa parte del cammino di San Giacomo e in mattinata arriveremo a Hendaye, che è esattamente l'ultimo paese francese prima di Irun, che è già in Spagna. Oggi arriviamo in Spagna! Quindi noi siamo qui, dobbiamo seguire la lineetta gialla, sì, e qua ci saranno quanto? 10 pecore che ci aspettano, questo è molto importante. Sì, questo bellissimo sentiero molto ben dettagliato si chiama Sentiero del Litorale e la vista sembra già molto interessante. Ok, e c'è anche un castello abbandonato. E là c'è la plage. Sì. d'Hendaye. Sì. E sono le 2, abbiamo fatto 2 passi sulla spiaggia di Hendaye e sembra una località molto turistica, molto marittima, non si nota nulla di particolarmente tradizionale, diciamo, almeno così a prima vista. Adesso facciamo un pranzettino e poi ci organizziamo. L'idea è quella di fermarci nel primo ostello del Cammino del Nord a Irun. Speriamo di trovare posto e che si possa passare la notte lì, così riposiamo un po'. Ormai abbiamo capito che i tabbouleh con i pomodori secchi sono qualcosa di spettacolare. Oh sì. Buon appetito. 4:30. Senza ulteriore indugio ci appropinquiamo ad attraversare la frontiera. Ciao ciao la Francia. Estamos en España. Arriva, arriva. Andale. Me gustan las tapas. Come dicevo, Irun è il primo paese della Spagna che è anche il primo paese del Cammino del Nord e abbiamo trovato la prima conchiglia. E abbiamo già visto 3 fontane. È una bella cosa. È bellissimo. Qua ce n'è una e è anche sul pavimento. Inoltre anche una differenza dal punto di vista culturale, già si nota le case senza tutti i colori della Francia. Cioè così all'improvviso. Ieri era tutto bianco, rosso, verde e blu e adesso è tutto bianco, marroncino e beige. Ah, qua le cose si fanno professionali. Eccoci! Oggi vediamo se troviamo un letto, proviamo a dormire in un ostello, che è il primo ostello che proviamo ed è anche il primo del Cammino del Nord. Io sono stracurioso. Buongiorno bellissimi, giorni 99 e 41 per Marta. Oggi iniziamo il Cammino del Nord. Oggi iniziamo col primo tratto di montagna. Abbiamo un bel dislivello di 400-500 metri e sono curioso di vedere Marta perché lei non ha ancora mai fatto montagna. Ma quello che abbiamo fatto 32 km in un giorno, non è una montagna.
Dobbiamo arrivare lassù in cima. Sì, ma non è tanto. Quando ti porto in Friuli andiamo più in alto. No, no. E si comincia a salire. Abbiamo visto che il punto più alto è a 545 metri di altitudine. E considerando che partiamo dal livello del mare, direi che il dislivello è 545 metri. Sembra stanco. Ma chi gli ha fatto questa pettinatura? Piccolo. Piccolo, piccolo. Ai, al dito. Questo dolce si chiama Magdalena. E di cosa è fatto? Tanto zucchero. Tanto zucchero, c'è tanto zucchero e sa tipo di pane con lo zucchero. Ok, siamo giunti a un bivio importante perché qua c'è la possibilità o di seguire il bordo della montagna e fare un piccolo dislivello e proseguire di là, oppure salire su in cima fino alla cresta dalla quale sicuramente c'è una bellissima visuale, anche se c'è un po' più di fatica. Ecco, qua si vede un po' meglio il percorso. Vi lascio indovinare. No, scherzavo, lo sapete già, noi ovviamente andiamo verso l'alto. Sì. Cioè, vi pare che dopo 2000 km scegliamo il percorso più facile? Noi! La 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 la. Sono le 10:20 e abbiamo già fatto la maggior parte del dislivello della giornata. Siamo già quasi a 380. Direi Marta super promossa. Sì! Il percorso era molto piacevole, a parte una salita particolarmente ripida, il resto era abbastanza graduale, quindi non così impegnativo e tra l'altro molto all'ombra, quindi piacevole. Sono le 11 e siamo giunti in cima a quello che non possiamo definire un monte perché tecnicamente non è più alto di 600 metri o 800, non mi ricordo quanti servono per definire un monte, però siamo in cima. Dov'è il cibo che mi ha promesso? Buono, come una carbonara, proprio. Fatto una pausetta, adesso ripartiamo in direzione di San Sebastián. Non sono sicuro che lo raggiungeremo oggi, ma ci fermeremo forse a metà tra il paesino prima e la città stessa. E adesso la cosa più difficile sembra superare queste torri radio. Mi sa che il cammino prima che ci fossero era un po' più semplice. Oh, ok, laggiù si intravede già San Sebastián. È l'una e ci siamo fermati in una pinetina. Alla fine in realtà arrivare in cima è stata la cosa un po' più facile perché eravamo freschi, era fresco, mattina presto e poi però è iniziato a venire il caldo e abbiamo iniziato a camminare sulla cresta della collina, il che vuol dire che abbiamo camminato sotto il sole battente e convinti che ci fossero fontane, dato che adesso siamo sul cammino di Santiago, abbiamo finito l'acqua e quindi
Ora che l'abbiamo capito abbiamo controllato sulla mappa ed effettivamente ce n'è una a 3 km di distanza, quindi piccolo riposo e poi facciamo questo sforzo e là mangiamo anche qualcosa. Dovrebbe esserci proprio un'area di sosta. Tu vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcos'altro? Eccoci, abbiamo trovato l'area di sosta con un sacco di tavolini e dovrebbe esserci anche dell'acqua. L'unica cosa è che abbiamo visto un'accetta in un sacchetto davanti all'ingresso e dei bossoli di proiettile. Pam pam. Oggi la casa è un po' povera, abbiamo pane, abbiamo pesce e abbiamo altro pesce e se non bastasse c'è burro di arachidi. Eccoci, sono le 5:10, abbiamo pranzato ancora una volta con pane e pesce. I macaroni mi saranno il ricordo più pressante di questo viaggio e adesso scendiamo da questo monte e dovremmo raggiungere un piccolo paesino che è uno degli ultimi prima di San Sebastián. San Sebastián molto probabilmente lo vedremo domani. Ore 5:30, siamo arrivati a Pasai. Pasai! Tra un po' potremo dire che qua ci passai. L'anni prochaine en octobre, on en voit autant. E niente, in questo piccolo angolino di porto già svaniscono le mie parole di ieri riguardanti i colori della Spagna. Considerazione delle 18. Eravamo convinti che una volta arrivati in Spagna, anzi io ero convinto che una volta arrivato in Spagna sarei riuscito finalmente a capire qualcosa di ciò che dicono le persone, perché in Francia iniziavo a capire solo alla fine e in Spagna lo spagnolo mi è già capitato, lo capisco, ma qua parlano solo il basco, che è completamente diverso. È come andare in Friuli e sentire persone che parlano solo friulano e nessuno in italiano. Quindi niente, ci è andata male. Sono le 6:30 e questa è la prima volta in un supermercato spagnolo. Siamo sorpresi dalle quantità di latte. Ci sono confezioni da 1,5 litri. 1,5 litri. Mai visto. 1,5 litri. Lo prendiamo? Lo adottiamo. Oh sì. Guarda, c'è il Don Simone. Ore 7:30, siamo di nuovo dentro al bosco. Stiamo risalendo un altro monte che separa il paesino dove eravamo da San Sebastián. Abbiamo fatto un po' di acquisti, abbiamo la cena pronta e anche la colazione. Quindi vediamo, scopriremo cosa succederà di noi stanotte. Ore 7:30 e siamo di nuovo in cima a un monte. E ancora nella selva. Selvaggia e aspra e forte. In realtà stiamo camminando un po' a caso in mezzo al bosco e alla montagna, ma c'è un panorama spettacolare. È bellissimo. Siamo strabiliati. Poi così al tramonto. Wow, che luce. Sono le 8:30 e abbiamo deciso che ci fermeremo in mezzo a questa foresta. Siamo arrivati in cima al monte, a 200 metri di dislivello. Quindi in totale abbiamo fatto oggi 23 km e mezzo con 750 metri di dislivello. Direi niente male, proprio una bella tratta, soprattutto per Marta che non è allenatissima sui dislivelli e ha già fatto più di 700 km finora. Detto ciò, vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani. Grazie per aver viaggiato con noi anche oggi. Un grande bacione. Ciao belli! Vuoi salutare? Grandi baci.
E siamo a San Sebastiano. Oh, sono felicissima. E ci sono spaghetti. No, ma dai, che carino. E Marta ha provato a prendere una di queste confezioni di pomodoro e olio